Un caloroso benvenuto dal quotidiano di informazione La Nazione siciliana Notizie.Sicilia. L'opinione del lunedì, uno sguardo sui problemi dell'isola. Il centrodestra siciliano ha un problema, Gianfranco Miccichè. Uno dei problemi principali della politica è mettere un argine all'autorappresentazione di alcuni uomini politici e alla loro spasmodica esigenza di durare a qualsiasi costo. Gianfranco Miccichè è uno di questi. A causa di quest'autoinnamoramento, Forza Italia non sembra più un partito che cerca di interpretare le ansie e i bisogni dei siciliani. Rischia invece di apparire come un gruppo organizzato al servizio degli interessi del coordinatore regionale e l'intero schieramento risente quindi inutili fibrillazioni. Gli organismi formali di partito sono stati esautorati in tutte le strategie per i prossimi appuntamenti elettorali. Miccichè ha continuato a discutere anche con il centro-sinistra di velleitarie formule politiche, improbabili campi larghi e alleanze strampalate senza proposte programmatiche e senza un'idea per la Sicilia che non fosse l'occupazione del potere e la presidenza dell'ARS. Il candidato sindaco a Palermo dovrebbe essere espressione di Forza Italia e la soluzione che tiene conto dei rapporti di forza nel centrodestra, nonché della circostanza che a Catania c'è un sindaco di Fratelli d'Italia. Ma Miccichè ha fatto di tutto affinché la candidatura non venisse espressa e ha sostenuto quella di un altro partito fino a un paio di giorni fa. Cresce anche all'interno dello stesso partito l'incredibile dubbio che tutti i comportamenti di Miccichè siano finalizzati al mantenimento del suo incarico di presidente dell'Assemblea regionale anche nella prossima legislatura. Ovviamente per ottenere questo risultato è necessario non conseguire altre postazioni. Diventa quindi indispensabile per lui non ottenere il candidato sindaco a Palermo e a Messina, ma soprattutto indebolire la posizione di Musumeci per poi trattare la carica, oggettivamente deprimente. E così si è mosso Miccichè, dando l'impressione di fare di tutto per non far ottenere nulla al proprio partito. Dentro Forza Italia si sono alimentate polemiche continue che hanno prodotto effetti negativi di grande rilievo, nell'ordine ad esempio la perdita del sindaco di Catania, dell'unico europarlamentare e di diversi parlamentari nazionali e regionali. L'onorevole Minardo è addirittura divenuto il coordinatore della Lega. Ormai la maggioranza interna naviga in tutt'altra direzione e se si facesse il congresso Miccichè non avrebbe più alcuna possibilità di avere il dominio del partito. Ultimamente un documento alternativo alle sue posizioni è stato infatti sottoscritto da 7 deputati regionali su 13 e da 3 assessori su 4. Messo nei giorni scorsi con le spalle al muro dall'autorevole intervento del senatore Schifani, Miccichè ha convocato in fretta e furia ieri una riunione di partito, ma non si comprende quale organismo sia stato convocato essendo stata quantomeno elastica la convocazione dei dirigenti ed essendo invece la riunione popolata dalla pletorica segreteria del presidente dell'ARS. Alla riunione erano assenti gli assessori Armao, Falcone e Zambuto e i deputati regionali Gallo, Ruvolo, Papale, Pellegrino e Savona, in pratica mezzo partito. La riunione concentrata sugli attacchi a Musumeci si è chiusa ovviamente con un nulla di fatto e la senatrice Ronzulli, che rappresentava il Partito Nazionale, si è riservata di esporre lo stato dell'arte e di fare opportune analisi e riflessioni con il presidente Berlusconi. La sensazione e la speranza sono che nessuno al di là dello stretto sia più disposto a dargli sponde, ma il problema rimane grave con il coordinatore regionale di quello che in Sicilia è il primo partito della coalizione che di fatto rema contro gli interessi collettivi. Diventa indispensabile l'assunzione di responsabilità del partito a livello nazionale. La sostituzione o il commissariamento del coordinatore regionale di Forza Italia è rimasta l'unica possibilità per individuare una proposta politica che possa tenere unita l'intera coalizione. Occorre però fare un passo indietro. A cosa è dovuta questa gestione assolutamente monocratica di Forza Italia in Sicilia? Come può Miccichè fare il bello e il cattivo tempo nel partito senza mai consultare nessuno? Come può essere nata la decisione sulla sfiducia di fatto espressa nei confronti del presidente Musumeci senza alcuna riunione degli organismi? E soprattutto come si è determinato il fatto che molti tra coloro che hanno espresso perplessità nei confronti dei suoi atteggiamenti inadeguati, deputati europei, deputati regionali, sindaci di grandi città, siano stati di fatto costretti ad abbandonare Forza Italia?
Tutto dipende da un gigantesco e ingiustificabile conflitto di interessi. Miccichè è infatti contemporaneamente Presidente del Parlamento siciliano e coordinatore regionale di Forza Italia, soprattutto capo di una fazione interna. Che si ricordi un'oggettiva incompatibilità di fatto così evidente non si è mai verificata nei presidenti di assemblee parlamentari regionali o nazionali. Il capo di un partito, a qualsiasi livello territoriale, eletto al vertice di un'assemblea legislativa, ha sempre lasciato il precedente incarico, quantomeno per evitare la tentazione di gestire ad uso e consumo della sua fazione la funzione e le prerogative presidenziali che impongono imparzialità e stile. La sovrapposizione tra le due cariche è sgradevole e determina una continua interferenza tra ruoli di partito e funzioni istituzionali. La ferita inferta allo statuto della regione siciliana è evidente ed è aggravata dalla diffusa incapacità di Miccichè ad assumere un ruolo terzo. Si sono persino verificati interventi in aula dallo scranno presidenziale nei quali l'attacco al presidente della regione in carica è parso assumere caratteristiche squisitamente da esponente di partito, volendo tralasciare ogni valutazione sulla conduzione dei lavori. Miccichè ha sempre dato l'idea di parlare allo stesso tempo come Presidente dell'Assemblea, capo partito e capo corrente, e viste le sue posizioni sull'attuale Presidente della Regione, sembra a volte svolgere in modo palese o nell'ombra persino il ruolo di capo dell'opposizione. In più occasioni ha peraltro attaccato in pubbliche interviste gli esponenti di Forza Italia che hanno espresso posizioni differenti dalla sua, evitando il più possibile di occuparsi di questioni di merito, ma solo di potere e sottogoverno. Questo giornale, come tutti sanno, ha al suo interno sensibilità vicine alle posizioni del centrodestra e di Forza Italia, ma non può esimersi dal segnalare problemi così evidenti sul piano istituzionale. Gianfranco Miccichè non ha avuto la sensibilità di comprendere che il ruolo di Presidente dell'ARS non è di fatto compatibile con quello di coordinatore regionale di un partito. Forse sarebbe allora il caso di prevedere formalmente questa incompatibilità e intanto spetta a Forza Italia a livello nazionale garantire serenità e serietà, imponendo scelte equilibrate che siano dettate esclusivamente dall'interesse del territorio, della coalizione e del partito e mai del singolo esponente. Oggi è tutto, dalla Nazione Siciliana Notizie.Sicilia e appuntamento a domani con il nostro TG. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.